campo dei mestieri artigianali, quello del giardinaggio è sempre stato uno tra i mestieri più improvvisati. Chiunque si è sentito in diritto di mettere mano a una cesoia e cominciare a tagliuzzare qua e là gli arbusti o i fiori del suo giardino, e questo qualcuno ogni tanto si era anche messo in testa di aprire un'attività e cominciare a fare il giardiniere. Fortunatamente questa cosa è un po' cambiata negli ultimi anni, nel senso che esiste un corso di manutentore del verde che poi ti abilita ad aprire la tua azienda professionale. Ma già questo, già il nome manutentore del verde ci dà un po' il polso di come noi guardiamo all'aspetto giardino. Utilitarismo, manutenzione. Il verde, le piante, l'erba, qualsiasi cosa che fa parte della natura, è un essere vivente, è vivo. Le cose vive non si mantengono, le cose vive si curano. Le macchine fanno manutenzione, il verde si cura. Quindi la pagina Dr. Verde serve un po' a questo, a fare giardinaggio, ma a farlo fatto bene.